Gira. Amici, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno eccoci amici. Qua. Buongiorno amici. Siamo, come vedete, siamo ad Amsterdam. Io di solito esco sempre sul canale 5, invece qui esco dal canale di Amsterdam. Ecco, inizia con le sue battutine che non fanno ridere nessuno. No, non è una battutina, è per spezzare un po' il ghiaccio. Ci troviamo in questa città purtroppo accompagnato dal solito cameraman. Ti fa piacere, ti fa piacere vedermi, eh? Stiamo facendo una cosa seria, perché qui è una città, qui è una città, se stai zitto posso spiegare un po' questa città molto seria. Ti fa piacere, Ho voluto venirci proprio io di persona, perché io essendo un uomo culturale, qui è una città molto, cioè dove ci sono un sacco di cose, adesso ve ne parlerò un po'. Vedi, belli musei, E sono venuto purtroppo con un ignorante che lui... Come ignorante? Ti ho fatto fare due musei. I primi due musei che ho voluto fare. Ti ho fatto fare due musei. Il museo del sesso e il museo della birra. Ti ho fatto fare... Ditemi voi. Ti ho fatto fare due musei. Uno che viene ad Amsterdam con tutti i musei che ci sono venuto con un pervertito e un alcolico. Belli, ti sono piaciuti però, non te ne volevi più andare nel museo del quindi sesso? Vabbè, ho accontentato, perché come stare con i bambini con questo cameraman, l'ho accontentato. Siamo andati in questi posti proprio squallidi. E poi siamo andati nei posti dove io mi sento a mio agio, dove io... Bello, quello museo dove mi hai portato, bello? Il museo di Van Gogh. Bello, Grandissimo cantante noto in tutto il mondo. Ma come cantante? Van Gogh è un pittore. Van Gogh. Che cazzo stai dicendo? Tu mi fai finire, Van Gogh. Pittore, tutti lo sanno che era un pittore, inutile dire che era un pittore. Solo che lui mentre dipingeva cantava. Ecco perché sono... lui cantava? Certo. Ecco perché sono conosciuti i suoi quadri, perché lui mentre dipingeva col fiato che cantava, capite, i teli si asciugavano e venivano le... Per questo è famoso? Per questo! È un pittore, lo so, lo sappiamo tutti che è un pittore, però uno deve... la storia la deve sapere. Poi, cos'altro c'è di importante qui? Tu non sai niente. Beh, ci ho portato a vedere Rembrandt. Rambo? Quale Rambo? Rembrandt? Rembrandt è un grandissimo poeta, Rembrandt. Ma quale? Ma come poeta era? Era un pittore. Un pittore, un grandissimo impressionista era. Un pittore appunto che leggendo le poesie si impressionava e dipingeva dopo l'impressione delle poesie. Tu non sai niente. Pure lui aveva l'ispirazione da dove veniva? Pure lui c'aveva questa particolarità, diciamo. Perché uno mica diventa pittore così, uno deve avere l'ispirazione. Tu che ne sai purtroppo, l'ignoranza tua non ha confini purtroppo. Prendi le mie battute, parli con le frasi degli altri. Quindi... Ecco, questi sono i posti dove io ho portato quest'uomo dove tu non sei degno di andarci. Voglio dire, queste cose di cultura, meno male che c'eri tu, meno male che c'eri tu. Abbiamo visitato. Ti è piaciuta pure la piazza dove ti ho portato? La piazza dell'ultima battaglia di Napoleone, L'ultima battaglia che ci azzecca, l'ultima battaglia di un Napoli-Leone. Vabbè che abbiamo fatto schifo l'ultima parte del campionato. L'ultima battaglia di un Napoli-Leone contro l'Inter al San Paolo. Ma scusa, ma che cazzo stai dicendo? Napoleone, l'ultima battaglia di Napoleone. L'ultima battaglia di Napoleone. Come si chiamava quella piazza? A Fontainebleau, Winterthur. Come? Waterloo. Un posto qua vicino, qua dietro. Qua dietro. Sì, dove ci fu la battaglia del grandissimo Napoleone, grandissimo. Lui era uno a cavallo con... Capito? Uno che stava a cavallo con una bandiera. Con una bandiera, sì. E che avanzava. Sul cavallo, cioè... Se c'è il cavallo che avanza a piedi, cretino. E poi è una città però è una città strana, però, hai visto? Questo fatto che hanno legalizzato l'erba qua. Io proprio non me lo so spiegare. Come? In che senso hanno legalizzato l'erba, scusa? E qua hanno legalizzato l'erba, scusa. L'erba è lì. Hanno legalizzato l'erba. Erba. Vabbè, che c'entra? Scusa, perché a Ginevra uno che quando va nei giardini cammina sull'erba ti fanno pagare, hanno legalizzato. Ma che cazzo stai capendo? Hanno legalizzato l'erba, quella che si fuma. Si fumano l'erba qua, l'hanno legalizzata. Si fumano l'erba. L'erba. Si fumano l'erba. Vabbè, queste sono le cose tue, io sono le cose culturali, che sa ci si fa. Non la sapevi questo? Io no, io mi interesso ai musei, le robe un po' più interessanti, più fine. Le robe di cultura. Tu manco sapevi che Van Gogh era un cantante che cantava. Io pensavo che era un pittore, conoscevo le sue quadre.
Voglio dire, io per questo purtroppo mi circondo di gente come te. Penso che dopo questa intervista avete capito con chi sono venuto purtroppo ad Amsterdam. Sì, infatti, io me lo devo portare appresso. Adesso andiamo alle luci rosse, Andiamo alle luci rosse adesso. Adesso andiamo alle luci rosse adesso. Che le luci rosse? Quartiere luci rosse adesso. E che è questo quartiere luci rosse? È un quartiere un posto qua vicino. È un posto che... Andiamo là, non conosco, io conosco solo i musei. Adesso abbiamo girato basta i musei, cantanti, impressionisti, poesie. E poi allora facciamo un altro collegamento domani, che parleremo di questo quartiere luci rosse. Non era Barbarossa il cantante, no? Luca. Lucio Dalla, no? Il quartiere luci rosse, un quartiere. Ah, un quartiere proprio. Andiamo a vedere. Io seguo perché ormai ho fatto la storia, ho fatto i musei, quindi diciamo giusto? Il mio viaggio era questo, voglio dire, cultura. Sodo. E quindi niente, allora amici miei, noi ci rivedremo. Possiamo salutare allora? Saluto io, che saluti tu. Saluti, no, voglio lasciami fare il mio mestiere. Ti vedo un po'. Allora io adesso andiamo a spiegare un po' a queste gite, film. Sì, fai un po' tu. Faccio un po' di interprete perché che ne sanno loro di andiamo. Sul canale di Amsterdam io vi saluto, noi andiamo a farci una bella passeggiatina. Amici. E poi ci rivedremo domani perché poi vi racconterò questo quartiere dove mi vuole portare questo. Amici, ciao. Amici vi saluto, arrivederci.